corso avanzato di fotografia. C'è anche il docente qua. Abbiamo Paolo. Bravo Paolo. Anche per gli altri, per Simonetta, per Nico no. È avanzato perché l'anno scorso abbiamo fatto un corso base per non ripetere la stessa cosa, mi hanno chiesto se si riusciva a fare qualcosa di più avanzato, e quindi un approfondimento della fotografia, del ragionare in bianco e nero, ragionare a colori, che sono due filosofie diverse, un approfondimento sul ritratto, su fotografia paesaggistica, architettonica, qualche rudimento sull'illuminazione. E se io non ho fatto il corso dell'anno scorso, devo avere un minimo di conoscenza? Sarebbe meglio di sì, perché certe cose si dà per scontate, che l'abbiamo già detto l'anno scorso, però non è assolutamente obbligatorio, comunque è avanzato. Per chi sa già come Primi passi di avanzamento. Ovviamente qua ci vuole la macchina fotografica propria. È meglio averla, non è necessario averla, perché comunque sono abbastanza. Io ho ricordato qualche cosa, sicuramente qua con la mia cultura. L'anno scorso poi siete anche usciti, avete fatto dei reportage in giro. Sì, l'ultima giornata. Vi siete scatenati in giro per la per città. mettere in pratica quello che si spera si sia imparato durante il corso. Ha avuto anche molto successo perché è la seconda o terza edizione corso di fotografia? Prima. Pensavo avessi fatto. Ovviamente adesso prima abbiamo parlato di corsi tecnici, nel catalogo alla fine c'è scritto se dovete portare il PC, se consigliate di portare il PC o se sono degli strumenti da portare. Adesso poi andando avanti mi sono dimenticato, ad esempio Twitter ovviamente è consigliato almeno avere, se non il PC, almeno uno smartphone o comunque un cellulare per poter twittare, stessa cosa per il personal branding. Quindi durata 10 ore, 5 lezioni, quanto di partecipazione 107 euro, quanto scontata? 75. 75, bene. Quando vado? Partenza 13 gennaio.